Questa è Cison di Valmarino. Ci troviamo in provincia di Treviso. Probabilmente il nome Cison deriva dal latino caesum, tagliato, vale a dire bonificato e disboscato, in riferimento alla situazione del territorio forse dopo le bonifiche dei monaci cistercensi. Valmarino è stato aggiunto alla denominazione ufficiale con Regio Decreto nel 1867, ricordando l'antico ruolo del paese come sede della contea di Valmareno. A sua volta Valmareno è un composto di valle e mara, molto diffuso nella toponomastica veneta per indicare un luogo acquitrinoso. La zona era abitata anche nella preistoria. In epoca romana qui passava un ramo secondario della via imperiale Claudia Augusta, che valicava il passo di Praderadego. In questa posizione strategica sorgerà un castello, con il quale condividerà molto della sua storia. Vi invito a vedere il mio video su Castelbrando. Già nel 1170 qui esisteva una chiesa con battistero. L'attuale è stata costruita tra il 1683 e il 1740. La loggia viene costruita tra il 1647 e il 48, fungendo come luogo per l'esercizio del potere feudale e per il confronto politico. Dal 1500 i Bardolini, conti di Valmareno, hanno potenziato l'economia del feudo intrattenendo rapporti commerciali con il Trevigiano, il Bellunese, il Friuli e Venezia. Negli anni 20 del Settecento si tenterà di introdurre la produzione di tessuti di qualità che imitassero le tipologie straniere. Sorgeranno diverse attività artigianali industriali, dalla lavorazione della lana e della seta alla presenza di vari opifici, in gran parte mossi da un complesso sistema di canali. Oggi Cison di Valmarino è nei club dei borghi più belli d'Italia e dal 2019 gli è stata conferita dal Touring Club italiano la bandiera arancione come marchio di qualità turistico-ambientale.